Campomarzo, punto e a capo. Non serve aggiungere altro. Il parco di Vicenza non ha bisogno di presentazioni, la sua fama lo precede. Il suo biglietto da visita è tutto in cronaca. Una storia infinita di droga, sporcizia, degrado. Sono anni che noi di Rete Veneta diamo spazio a video shock e a foto crude che documentano più di tante parole la situazione. Il tossicodipendente che si buca senza ritegno davanti alle giostre piene di bambini. Ecco un altro giovane che in pieno pomeriggio si droga disteso su un vialetto davanti ai passanti. E ancora le siringhe usate e abbandonate per terra dietro a Piazza Esedra. E che dire di questi tossicodipendenti? Li abbiamo ripresi noi con una telecamera nascosta. Questo invece lo abbiamo pizzicato pochi giorni fa in Viale Eretenio. Ovviamente nell'outlet veneto della droga ci sono i clienti, ma ci sono anche i venditori di morte. Sono quasi tutti migranti, lo diciamo per due motivi. Primo, perché è vero. Secondo, perché forse va ripensato anche il sistema dell'accoglienza. Molti migranti finiscono ai margini, arruolati dalla criminalità per spacciare droga. E siccome in Italia non c'è la certezza della pena, i pusher sono sempre più aggressivi, anche con le forze dell'ordine. Non più tardi di pochi giorni fa, 2 migranti sono fuggiti inseguiti dalla polizia. Uno dei due, un nigeriano, si è liberato di 13 grammi di marijuana, poi ha tirato addosso a un agente la bicicletta. Ci sono voluti 4 poliziotti per bloccarlo. Nonostante le minacce dell'africano, rischiando di restare feriti, sono riusciti ad arrestarlo. Risultato? Processo per direttissima, arresto convalidato e nigeriano scarcerato. Come se non bastasse, la notte scorsa in Viale Verdi un altro nigeriano, vista una pattuglia della polizia, è fuggito a piedi, liberandosi di 8 dosi di cocaina e di 6 di eroina. Gli agenti lo hanno raggiunto e identificato. Si tratta di un richiedente asilo, ma la sua domanda è stata respinta. Allora ha fatto ricorso in appello, quindi non è espellibile. Insomma, va bene essere garantisti, ma nel nostro sistema c'è qualcosa che non funziona. I tempi sono cambiati, le leggi vanno adeguate e i sindaci, per un'azione maggiormente efficace, hanno bisogno di più poteri. Questo è un problema incredibile e lo vediamo anche qui a Vicenza con il nostro sindaco che sta cercando collaborazione tra le forze dell'ordine, che comunque ne riceve, ma i poteri sono veramente limitati. Assolutamente sì, più poteri ai sindaci davanti a questo tipo di situazioni assolutamente gravi, per cui chiaramente ci appelliamo a chi dovere perché possa effettivamente il governo in primis dare segnali importanti in questa direzione. Insomma, la battaglia per riconquistare Campomarzo deve partire dall'alto, cominciare dal governo e coinvolgere tutti quanti. Altrimenti, senza scelte coraggiose, qui non cambierà mai niente.